Ciao amici, scusate se vi ho fatto aspettare un po' per questo 46esimo episodio. Sono stato un po' impegnato negli ultimi giorni, però sono tornato più agguerrito che mai, deciso, insomma, a spazzar via tutte le altre potenze mondiali dallo scacchiere politico. Però volevo partire mostrandovi, insomma, un aggiornamento sul punteggio delle varie nazioni. Come vedete, ormai siamo quasi all'incrocio qui con la Francia, quindi penso che prossimamente potremo diventare davvero la prima nazione per punteggio. Siamo già la prima nazione come introiti, appunto, di denaro, come esercito, come numero di province, come tutto praticamente, tranne appunto per il punteggio. Ma siamo ormai quasi primi e vi ho mostrato anche tutte le altre nazioni che ho ritenuto importanti al mondo. Ci segue infatti la Russia, come vedete, è stata davvero l'unica nazione che è riuscita a tenere un ottimo passo a fianco appunto di noi e della Francia. Poi come vedete c'è la Spagna e qui l'Austria. Mm. Invece guardate anche la Svezia in realtà ha continuato a progressivamente a salire a una velocità vertiginosa, però partendo da molto in basso, non è potuta andare oltre questo limite, però come vedete è più importante degli ottomani ad esempio e di una serie di nazioni come l'ANSA, il Portogallo, il Commonwealth, cioè la Polonia praticamente, l'Inghilterra che è davvero ai minimi storici. Qui dovremmo avere la Boemia e poi lo Stato e la Chiesa. Sì, lo Stato della Chiesa non so perché l'ho inserito, ma c'è una novità, ho notato riguardo lo Stato della Chiesa, si sente minacciato dal nostro strapotere, quindi io pensavo di richiamare domani un diplomatico e di offrirgli questa alleanza che accetterebbe se siamo un po' fortunati, perché se riuscissimo a fare in modo che le nostre relazioni migliorassero, speriamo davvero che non cambi attitudine verso di noi, potremmo appunto riuscire a far passare la decisione di revocare appunto la revoca delle pretese papali, no? Con questa decisione, se ricordate, avevamo tolto praticamente ogni influenza del Papa in materia religiosa e questo ci dava più prestigio. Dov'è che è? Ve l'ho fatto vedere poco fa. Allora, ci dava diversi, eccolo qua, diversi modificatori. Come vedete c'era una lieve diminuzione del rischio di rivolta e anche il costo di stabilità, cose molto importanti, però come sapete ci toglieva anche cose più rilevanti ancora, cioè la reputazione diplomatica e l'influenza sul Papa. Mentre se lo revocassimo riusciremmo perderemmo un po' di prestigio, però miglioreremmo ulteriormente le relazioni col Papa e in più guadagneremmo potere dei missionari, ma la cosa più importante è proprio perdere quei modificatori che ci penalizzano nella curia, no? E dato che il mio interesse è riprendermi il controllo di questa curia prima che lo faccia, che ne so, la Spagna o qualche mio altro rivale, e io direi che questo statuto di revoca degli appelli, ma come cavolo lo posso chiamare? Dovrei scegliere una traduzione e chiamarlo sempre così. Insomma, ci sia più di intralcio che altro, quindi daremo al Papa almeno la- la- l'impressione di poter governare sul nostro territorio in materia religiosa. Ma in realtà è tutto un trucco per poter appunto rendere il Papa ancora più un fantoccio nelle nostre mani. Allora, vabbè, quindi aspettiamo che passi un giorno, dobbiamo proseguire le nostre guerre in America. E volevo dichiarare guerra al Portogallo, ma mi sono reso conto, ahimè, che c'è una tregua che finirà solamente tra un anno. Il che è un bel guaio perché
con ogni probabilità riuscirà il Portogallo a finire entrambe le sue colonie. Cosa che io odio, non voglio che finiscano queste colonie. Però dovremo appunto aspettare la fine e poi riprendercele proprio in guerra. Magari potrei cercare di avanzare già delle pretese su quei territori. Beh, non ce n'è grande necessità in realtà. Anzi, non lo faccio. Tanto vengono integrate dai miei stati coloniali. Come vedete, è rimasta la differenza di colore, ma cioè azzurra per le colonie che erano già mie al tempo di Venezia e verde per quelle che sono diventate tali solo quando avevo già unificato l'Italia. Ma questo non ha delle motivazioni vere e proprie se non quella storica, diciamo, perché in realtà entrambi questi stati sono governi coloniali, non sono repubbliche o monarchie, ma hanno proprio il governo coloniale che viene appunto nominato da me medesimo. E beh, che dire, sì, sono identiche come forme di governo. E non so, vedrò magari in un prossimo episodio vedere se riesco mi dà un po' fastidio la differenza di colore, dato che crea un po' di confusione e basta. Quindi se riuscissi a fare in modo che siano tutte uguali, preferirei. E spero appunto che riusciremo a dichiarare questa guerra prima che anche l'Inghilterra e la Spagna finiscano le loro colonie. Penso che ci riusciremo. Quindi è stato un bene che abbiano distrutto questa colonia. Io qua invece stavo mandando un missionario. Già. Ma probabilmente era meglio che... Cioè, non ha senso che mandi il missionario. Non posso. Ah, sono in guerra. Vabbè. 10 mesi. Vabbè, allora vabbè. Ok, rimangio quello che ho detto. Sì, allora prima la convertiamo, poi quando finirà la guerra coi Creek la, la integreremo anche. Perché qui è un altro stato coloniale, quindi dovrò procurarmi un po' di province. Pensavo anche appunto di sbarazzarmi di tutti gli stati indiani che si trovano lungo la costa in modo da... servirà un po' di esercito per farlo, ma sono arretrati quindi non sarà un problema. Se appunto sbarazzarmene prima che lo faccia qualcun altro. I miei prossimi piani sono anche appunto creare uno stato del Messico e dopo averlo creato far guerra agli Aztechi e annetterli direttamente. Perché ho notato che non credo che potremmo vassalizzarli con successo. Ho paura di no. Perché non so se facendo una guerra potremmo solo fare un protettorato. Beh, a dire la verità non ne sono convinto. Però dato che abbiamo già quasi tutte le relazioni diplomatiche occupate, perché occuparne un'altra con gli Aztechi quando possiamo annetterli? Allora, quindi io direi di colonizzare questa, nonché queste tre. Ah no, mi serve una quarta magari qui perché questa fa parte dell'altro stato coloniale e a quel punto quando avremo colonizzato tutto il necessario e ha formato già uno stato coloniale far guerra agli Aztechi. Forse dovrei garantirne l'indipendenza adesso, non lo so, ho paura che gli inglesi abbiano qualche cattiva idea. Magari non so cosa potrei fare, vabbè, speriamo vada tutto bene, insomma. Dato che ho una tregua con Portogallo, Spagna, eccetera, non mi trovo più nella condizione di dover cancellare qualche colonia. Come sapete, abbiamo ben 5 colonie, ben oltre quindi il nostro limite di supporto. E se volessimo annetterne delle altre sarebbe un gran problema. Ma non lo faremo subito, appunto, dobbiamo aspettare almeno un anno, che non è proprio poco. Però non è neanche tantissimo in effetti, ma vedremo un po'. E comunque spero di poter mantenere tutte le mie colonie in modo da poter il prima possibile avere tutta la costa sotto il mio dominio, così da potermi anche occupare dell'Africa, che davvero è mia intenzione portarmi avanti in Africa, cioè colonizzare tutta questa costa prima che lo faccia qualcun altro
e anche continuare nella esplorazione, come stiamo già mandando Tommaso Dalviano in direzione del Madagascar. Allora, va bene, allora possiamo partire, direi. E appunto vediamo di far fuori tutti i nostri amici. Allora, qui succederà, infatti, tutta una serie di effetti. Perché siamo sotto attacco, non si sa. Abbiamo perso gli effetti, come mai? Non si capisce più niente. Vabbè, non si sa perché. Ogni volta che si inizia la partita ci sono strani eventi. In effetti, però, potremmo considerare, dato che in questo periodo ho seguito un po', cioè ho guardato alcune puntate di un programma, è famoso, Trono di Spade. Stavo cercando di capire come potessimo sottrarre tutti i troni ai nostri amici e nemici per governare su tutto il mondo, però ne ho dedotto che solo la guerra può essere un buon metodo. Allora, però, appunto, avanzare pretese, purtroppo ci odiano tutti questi. Allora, vediamo un po' le successioni di questi stati come... Eh, come vedete, beh, ma con loro non possiamo far molto, con Genova. Con la Scozia invece e anche col Commonwealth qualcosa potremmo fare, però come vedete qui eh, non è una vera e propria successione disputata perché hanno già un erede. Mm. E qui, vabbè, è quindicenne il leader, quindi... No, non c'è nessuna situazione davvero allettante. Dovremmo anche ricreare le nostre legioni in modo da essere pronti per future guerre. Qui come siamo? Siamo ben davanti ai nostri rivali? Sì. Va bene, allora partiamo davvero. Qui abbiamo dei begli eserciti, Interessante. Questi se la passano un po' male. Allora, vediamo con chi siamo in guerra, perché io me lo sono dimenticato con chi siamo in guerra. Allora, non abbiamo... Abbiamo guerre strane. Potremmo anche annettere costoro. Potremmo. Allora, dobbiamo avere 5 stati per avere la colonia. Sì, 5 province. Quindi 1, 2, 3. Vabbè, questa potrebbe essere la quinta, quindi... Ma perché no? Attacchiamoli. Attacchiamoli. Benedetto Corsini, vai ad attaccarmi questa... A che cavoli? Serve l'esploratore qua. Che si trova già impegnato. Ottimo. Ah, ottimo, anche questo. Abbiamo... Si è arresa l'ultima provincia? No, non è l'ultima. Non è l'ultima. Come non è l'ultima? A quanto pare non è l'ultima. Vabbè, non è grave perché dobbiamo appunto vincere anche contro questi altri rivali. Vediamo questi quando arrivano. Tra 2 giorni, vediamo un po'. Eccola qui dov'era. L'ultima. Ok. Allora facciamo una cosa un po' più intelligente qua. Mandiamo Corsini da questo lato. Mentre Felice lo rimandiamo di qua per andare qua. Bene. Abbiamo il diplomatico libero, giusto? Allora, vediamo un po' se riusciamo a concludere qualche trattato con questi pontefici e militaristi. Ok, accettato l'alleanza. Intanto abbiamo scoperto... Ah, benissimo. Delle nuove province africane. Qui ci sono dei questo è divertentissimo. I nostri alleati marocchini che sono arrivati apposta per aiutarci contro gli indiani. Una cosa davvero fantastorica. Wow. Grandi scoperte. Ah, bene, abbiamo scoperto anche il Mozambico. Io qui voglio dichiarare delle guerre per espandermi in Africa. Quindi... Ragazzi,
qua non credo possiate essere molto utili, purtroppo. Iniziate già a portarvi un po' avanti e dovremmo dichiarare guerra pure ad Algeri. Vogliamo una bella guerra totale? Allora, io direi, voi mercenari, venitemi qua. Non servite qua, non servite a nulla. Allora, io qui non mi ricordo. Dovremmo costruire questo. Vabbè, ma non è davvero così utile. Allora, questa bella flottiglia io la mando all'altro capo del mondo. Cioè, si chiama davvero capo. Città del capo. Allora, voi andatemi qua. E penso che questi altri soldati li dovremmo mandare qua. Sarebbe una buona idea fare qualche bella sorpresa ad Algeri. Ecco, per fortuna di nuovo commerciamo, non si sa cosa fosse successo. Oh, fantastico. Abbiamo scoperto di colpo la provincia senza bisogno di nessuno. Allora, vediamo un po' chi sono questi malefici. Bene, non c'è niente di così terribile. Potremmo dichiarare anche guerra a costoro prima che lo faccia qualcun altro. Ah, sono in una federazione molto numerosa. Vediamo se ci... Allora, Irochi, Abenaki, Apache, Blackfoot, Comanche, Navajo, forse, e Hoibve. Ma che razza di nomi siete? Ma... Ok, questi non ci sono. Questi non ci sono. Questi non ci... No, a noi interessano questi, quindi dichiarare guerra sarebbe un po' controproducente. Però gli inglesi non mi piacciono. Beh, noi staremo pronti in caso di intervento inglese a difenderli. Allora, qui abbiamo un po' di manodopera. Bene, e cresce anche molto più velocemente di prima. Allora, il diplomatico è tornato. Vediamo un po'. Diplomatico. Dobbiamo migliorare un po' tutti i tipi di... Allora, aspettiamo il 19 per questo. Tu sei ancora... Beh, questa flotta è davvero resistente, vedo. Eccoli qua. Oh, qui non c'è leader, eh. Ragazzi, forse è meglio munirci di leader. Canale al Mozambico, bravi. Andate pure avanti. Io questi... Come si chiamano questi... Questa popolazione? Kilva? Ah, non la conoscevo prima. Pure oro qua. Beh, molto interessante. Però hanno un buon esercito, eh. Pur essendo la loro tecnologia molto arretrata. Beh, dovremmo mandare appunto a aspettare l'arrivo della flotta. Allora, qui ormai siamo... Abbiamo quasi finito il potere militare. Ah, qui stavo dimenticando, accidenti, di usare il diplomatico. Allora, garanzia. Amateci un po'. Abbiamo... Wow. Quindi possiamo già far passare la decisione. Abbiamo già migliorato le relazioni a sufficienza. Perché non ce lo dice che possiamo fare questo? Non possiamo, non abbiamo un teologo. Accidenti, dobbiamo aspettare di avere un teologo. Beh, aspettiamo. Come facciamo ad avere un teologo? Maledizione. Non mi piace. Vabbè, niente di grave. Dovremmo solo attendere un po' di più. E spero che siate contenti del mio ritorno. Magari farò qualche puntata extra perché ve la meritate. Dopo lunga attesa, una puntata extra. Allora, wow, Zanzibar. Mio Dio, è grande questo stato. Ci credo che ha un buon esercito. Wow, li abbiamo distrutti proprio in una maniera terrificante.
Ciao ragazzi. Vabbè, non c'è bisogno di inveire contro loro. Qui perché abbiamo una caravella? Bella domanda. Mandiamola magari insieme al mercantile ai Caraibi. Qui ci vorrà un po' di tempo però. Temo. Io direi questi li lasciamo qua. Ci mandiamo solo questo. E questo diplomatico dobbiamo magari far uscire qualcuno dalla coalizione malefica che è contro di noi, tipo la Spagna. Migliorare. Vi vogliamo dichiarare guerra, ma dato che ancora non lo sapete, anche se potreste già immaginarlo. Ah no, abbiamo già migliorato le relazioni. Tra l'altro migliorano molto lentamente. Ah no, scherzavo, ho visto male. Allora, con chi possiamo migliorare allora? Con qualche stato ignobile, tipo la Svizzera? Se miglioriamo con la Svizzera, è una buona idea. Un'ottima idea. Allora, svizzeri, vi vogliamo fuori dalla nostra coalizione perché vi dobbiamo conquistare per sottrarvi quel maledetto potere commerciale che avete. Allora, il nostro obiettivo lo sappiamo, è fare la flotta, però stiamo aspettando fine anno, va bene. Voi come va? Molto bene, vedo. Cavoli, abbiamo scoperto un bel po' di territori, in poco tempo. Ma potremmo andare ancora avanti, perché vedo che non abbiamo grandi problemi. Cosa succede? No! Le città richiedono antichi privilegi. Insomma, questi dwellers, cosa sono? Vabbè, urbani, sti cittadini sono sempre esistiti. Insomma, hanno sempre vissuto sotto un codice di leggi differente rispetto ai loro fratelli rurali, persino nello stesso stato. Quindi, non appena i monarchi cercavano di sottrarre i privilegi ai nobili, spesso questi cercavano di portare le città sotto regole più uniformi. Però le città spesso resistettero a questi sforzi. Maledizione! No! No! Perdere tutta la legittimità che abbiamo guadagnato così faticosamente. Oppure perdere un'instabilità. Può essere una bella... Mio Dio, davvero una di queste non le volevo io queste cose. Possiamo perdere un'instabilità forse. Rifiutiamo questi diritti oppure accettiamo. No, davvero non possiamo perdere ancora stabilità, dato che questo ci toglie reputazione diplomatica, che davvero è qualcosa che ci serve tantissimo. E questo invece cosa ci dà la stabilità positiva esattamente? Più tasse. Beh, un bel po' di benefici, però neanche così importanti. E vabbè, perdiamo stabilità, maledizione. Non ne avevo proprio voglia di un evento del genere. Maledette città, non avrete i vostri maledetti diritti. Allora, vediamo un po' dove è la flotta. Ma pian piano procede. No! È morto pure bene. Beh, abbiamo capito come usare. Dovremmo anche riempire queste limiti di forze navali e terrestri. Però speriamo di avere un po' di fortuna, ti prego. Vabbè che non ne abbiamo così tanto bisogno. Però dato che abbiamo dei punti extra, potrei investirli già adesso, no?
ma spendo il 10% in più che è 60, quindi non mi conviene. Meglio aspettare gennaio. Anche qui, cavoli. Allora, qui mi conviene farlo subito invece. Potremmo costruire piantagioni e avremo anche più produzione, più efficienza di produzione. Beh sì, è il momento adeguato per portare avanti questa istanza. Assolutamente. Purtroppo io non ho mai capito con questi stati coloniali le piantagioni a che cavoli servono, dato che piantagioni, caffè, cotone, zucchero, insomma questo edificio è adeguato solo per le Americhe, ma noi non, cioè, non lo possiamo costruire perché sono sotto la giurisdizione dei nostri stati coloniali, quindi molto interessante. Tra pochissimo potremo prendere finalmente l'idea nazionale che, come vi ho preannunciato, sarà quella offensiva. Ero anche tentato di portare, cioè di precedere, di portare avanti invece prima quella amministrativa per avere minore tempo e costo di creazione dei core, ma tutto sommato ho pensato che questo avrebbe rallentato il nostro sviluppo amministrativo, quindi porteremo avanti invece quelle militari. Magari dopo aver preso questa idea. Interessante. Qui, vabbè, la usiamo per ti prego, fortuna, fortuna, fortuna. Mm. Carlo Felice Galilei. Sì, è un buon leader. Ottimo. Ecco, questi li avevo appunto tenuti indietro per... Non è servito aspettare così tanto. Va bene. Tu vai qua. Se dichiarassimo guerra a voi, siete alleati di Michigan, che sarà il Michigan. E voi? L'indipendenza è garantita alla Spagna. Ah. Ah. Perché non me ne ero accorto prima io di questa cosa? Poteva essere molto utile. Può esserlo ancora? Cavoli, sì. Siamo in tempo. Attenzione, attenzione. Colpo di scena. Sarà un colpo di scena pericoloso perché se questa... Ah no, non sono alleati, è vero. Allora, potremmo cogliere una bella occasione per devastare le province spagnole e portoghesi. Dato che questi alleati in Miami. Miami? Dov'è Miami? Dov'è Miami? Sono un po' ignorante in geografia americana. Allora, qua. E questa qui Miami. Ma non è sul mare. Io... No, non è questa Miami. Interessante. Questa non è Miami, scusatemi, eh. Questa è Susquehannock. Aspetta. Miami. Ah, non l'ho scoperta, allora deve essere questa. Ok, e appunto tutto questo però ci dà possibilità, a causa della sprovvedutezza degli spagnoli, di dichiarargli guerra, perché e portare in guerra magari anche il Portogallo, si spera, si spera, si spera. Speriamo invece non tutta la coalizione. Carissimi coalizzati, perché volete dichiararci guerra? Allora, però io direi è più sicuro. Qui ho paura un po' di eventuali flotte nemiche. Vabbè, se abbiamo ancora qualche tempo da aspettare, possiamo... 800 e qualcosa. Possiamo aspettare un attimo. Dovremmo portare ulteriori armate, ma... Accidenti. Accidentaccio. Qui non abbiamo più flotte praticamente. Ok, facciamo una buona cosa. Non abbiamo più flotte. Mio Dio. Sì, siamo un po' a rischio in questa situazione perché non abbiamo le navi necessarie a contrastare la potenza navale nemica. Cercheremo di non sobbarcarci scontri navali. Io mi porterei un po' di truppe qua. Perché no? Sì, portiamocele.
Voi andatemi invece qua. Qui, vabbè. Questi sono praticamente pronti. Allora, questi invece li portiamo. Di nuovo il diplomatico. Lo riportiamo dai pontifici. Dai, devi volerci meglio. Volerci meglio. Il Corno d'Africa. Abbiamo già scoperto il Corno d'Africa, ma siamo fantastici. Vabbè, io direi che forse ci conviene tornare indietro, ma per sicurezza. Ma potremmo anche finire in effetti la scoperta. Perché no? Ma finiamola. Potremmo riuscirci. Mm. Qui abbiamo delle flotte strane. Ah, eccola. No! 19. 23. Aspettami un attimo tu. Siamo appunto secondi. Ok, tu continua il tuo pattugliamento qua. Siamo nei Caraibi. Dove sono sti Caraibi? Bene. Qui abbiamo appunto una tremenda flotta inglese. Ah, chi si è caricata le armate, tra l'altro. Carlo Felice Galilei si trova qui. Qui ci mettiamo Carlo Felice. Ma vi chiamate tutti Carlo Felice? Non me ne ero accorto. Va bene, abbiamo qui un discreto esercito tutto formato da truppe, se non sbaglio, da truppe regolamentari. Ottimo. Ci voleva. Le truppe mercenarie le portiamo nel nuovo mondo, praticamente. Molto meglio. Abbiamo già fatto altre scoperte. Siamo velocissimi. Sono ottime le truppe, cioè le navi da commercio per l'esplorazione. Sono davvero rapidissime rispetto alle altre. E vediamo se questi qua vogliono fare ancora qualche trattato. Dobbiamo aspettare 2 giorni. Allora, cosa possiamo fare? Migliorare le relazioni è l'ultima cosa rimasta, eh? Vedo che questa abbiamo scelto appunto di essere prima di tutto cristiani qualche millennio fa, ma vedo che è un beneficio che dura molto a lungo. Spero che il loro atteggiamento cambi perché quello minacciato è un po' troppo opportunistico per i miei gusti. Preferisco che siano amichevoli, sarebbe molto meglio. Allora, qui appunto sto cercando di creare un esercito più moderno. Cos'è che ho visto? Ecco, non dimentichiamoceli. Adesso ce li possiamo davvero portare indietro. Speriamo non affondino. Allora, qui siamo davvero pressoché pronti a dichiarare la guerra, eh? Anzi, forse sarebbe meglio farlo subito. Sì, qualcosa mi dice che sarebbe meglio farlo subito. Allora, abbiamo dei casus belli. Voi siete già in guerra con chi? Con i Kree, con gente strana. Allora, richiamiamo sti... anzi... Spero proprio di avere un casus belli, perché... Oh, benissimo! Assimilazioni native in Antioquia. Che sarebbe... No. Non so dove sia. Queste... Ah, ecco, una delle numerosissime nostre colonie. Spero davvero che... Penso che queste colonie finiranno prima di queste, pur essendo indietro, teoricamente. Ma voi cioè, non avete l'intelligenza di passare di qua? Vabbè. Oh, benissimo, benissimo. Questi ormai sono prossimi alla resa. Allora, adesso vediamo se riusciamo a dichiarare sta guerra. Abbiamo un casus belli. Sì, ce l'abbiamo. Sono garantiti dalla Spagna.
La Francia accetterebbe di partecipare, questo è ottimo. Io però aspetto che entri la Spagna prima. Allora, sì, questa direi che è la soluzione migliore. E la nostra speranza, appunto, siamo fuori pericolo qua. Tutte ste flotte, anche se sono amiche, non mi piacciono. Qui sì, direi che siamo abbastanza fuori pericolo. Non dovremmo incontrare flotte spagnole. E andremo in bancarotta a causa di questa decisione, però perché dovremmo assimilare anche le colonie portoghesi. E ciò nonostante, io sono più che mai propenso a dichiarare questa guerra. E quindi la dichiariamo, senza ulteriori remore. Speriamo davvero che la Spagna intervenga perché non è affatto detto. Va bene. Speriamo non intervenga tutta la coalizione. Adesso la sorpresona, vediamo. Il 1 dicembre cosa succede? Un cavolo. Maledetti, non hanno aiutato. Anche Miami non ha aiutato. No, siamo primi! Però, aveva il primo punteggio mondiale. Benissimo. Ma malissimo perché speravo di avere un'opportunità di guerra contro la Spagna. Dicono di garantirla ancora. Beh, vediamo un po' se succede qualcosa prossimamente, ma appare di no. Abbiamo scoperto l'intera superficie dello stato nemico. Io dichiarerò 1000 guerre adesso. Sono infuriato praticamente. Completamente fuori controllo. Qui prima o poi ci riusciremo, spero. Allora, voi andatemi qua. Invadiamo il territorio nemico. No, non li aiutano sti disgraziati spagnoli, Sono dei garanti poco... Sono fifoni, diciamo la verità, hanno paura di noi. Allora, qui siamo arrivati con un bel esercito. Anche qui, in gran parte, un esercito regolamentare. Potremmo dichiarare guerra. Potremmo, ma non lo faremo. Benissimo. Benissimo, c'è una rivolta, però siamo qui apposta. Quindi non abbiamo alcun problema ad affrontare i nostri nemici. Io direi qui lasciamo questa gentaglia e attacchiamo con il resto del nostro esercito. Ecco, il 1 gennaio intanto, Quindi possiamo fare davvero delle cose importantissime. Nella fattispecie stiamo parlando. Io sono un po' indeciso qua. Potrei anche fare prima le idee militari. Forse è meglio. Quindi non passiamo qui di tecnologia. Aspettiamo un po', magari avremo sconti ulteriori. No, forse è una pessima idea. Shock. Ecco, no, questo ecco, quindi aspettiamo perché la seconda idea, che è la coscrizione nazionale, ci darebbe molta più manodopera, quindi diventeremmo davvero una superpotenza a quel punto. E quindi questo può attendere. Aspettiamo appunto, ci manca davvero poco, 4 mesi. Possiamo aspettare 4 mesi. Prendiamo le idee offensive a quel punto. Mentre questo lo possiamo fare anche subito, direi. È un'ottima idea farlo subito. Perché questo ci dà modo di costruire una flotta molto più moderna, ma soprattutto in questo momento ci interessa la flotta pesante. Quindi costruiremo dei galeoni in gran quantità, ma davvero in gran... fino a esaurimento di tutte le scorte di denaro. Ma sì, perché no? Ok, esaurimento scorti di denaro. Abbiamo un po' di inflazione ancora, però vedo. Maledetta, sta inflazione ci avrà fatto costare tutto il 2% in più, quindi avendo speso 700 ducati, penso che il 2% sia comunque 14 ducati. Vabbè.
No, sto dicendo cavolate. No, è giusto. Vabbè, 14 ducati, dai. Niente di grave. Però sti portoghesi intanto hanno finito le loro colonie. Maledetti spagnoli, perché non siete entrati in guerra? Ah, hanno rispettato la tregua, immagino. Ma non abbiamo più la tregua? Come non abbiamo più la tregua? Come non abbiamo più la tregua? Non abbiamo più la tregua. Uè. È una interessantissima occasione questa. Ma ho paura che non arriveremo in tempo. 38 accidentaccio. Qui forse sì. 93 all'anno. Mio Dio, cioè se ci arriviamo proprio per un pelo. Qui no, non ci arriveremo in tempo, ma niente di grave. E sì, io ero convinto di aver letto che la tregua finiva a luglio di quest'anno, dell'83. Non so, dovrò controllare perché... Ah no, non è finito. Sono rincoglionito. Ok, no, a agosto di quest'anno, quindi niente. Io sogno proprio, è il mio maggiore interesse, obiettivo, quello che volete, fare guerra a questi maledetti spagnoli, quindi me lo sogno pure in notte che devo fare guerra. Niente, non potremo fare tregue assurde, ahimè. Ma faccia davvero ridere. Pensate che questi indiani hanno un morale maggiore del nostro. Ma com'è possibile? Perché hanno delle idee difensive. Interessante. Allora, voi invece, che cavolo, li state facendo fuori. Siete 24.000 e state perdendo. Siete proprio l'obbrobrio dell'umanità. Allora, questi li abbiamo richiamati alla Svizzera, ma... Vabbè, li mandiamo di nuovo in Austria. Qui stiamo solo attendendo la resa di questi... Caddo si chiamano. Ok, Epona abbiamo vinto. Senza troppi... Però... mi piacerebbe avere a disposizione un comandante, cosa che evidentemente non è possibile. Qui senza i nostri alleati potevamo pure perdere, tanto siamo terrificanti. Finalmente abbiamo integrato l'ultima nostra provincia, possiamo pure convertirla, immagino. No, non è vero, non possiamo perché ci sono troppi modificatori a noi sfavorevoli, ma niente di grave. Allora, io mi chiedo perché stiamo aspettando qua mentre dovremmo difendere la nostra provincia. Perché? Maledetti, io vi odio. Non avete mai smesso dal primo giorno all'ultimo di attaccarci. Va bene, niente di grave. Appena avremo a disposizione questo generale, lo utilizzeremo a nostro vantaggio. Questi chi sono? Ma noi non possiamo andare di qua. Pare invece che ci possiamo andare. Ottimo. Perché, scusate, l'assedio perché nelle mani dei nostri alleati? Niente di grave, comunque neanche questo. Allora, qui... Ah, non c'è nessuna novità così importante. Perché possiamo passare in questo territorio? Siamo forse in guerra? Io spero proprio di no, perché in effetti non l'ho considerata la cosa. No, siamo amici? Davvero? Ah no, sono amici di Caddo. Siamo in guerra, cacchiarola, e non me ne ero accorto. Questi sono i Rocky, suoni. Non sono in guerra con tutta sta gente, vero? Per fortuna... Ok. Sono salvo. Per fortuna. Questi sono in guerra con noi? Oh no, questi chi sono? Stanno colonizzando sti maledetti, I Rockies. I Irokesi. Finalmente in questo episodio abbiamo davvero superato tutti in tutti gli ambiti.
Anche la Boemia è una successione disputata, ci vuol bene la Boemia però. E tu... ah no, c'è una reggenza, quindi niente di grave. E invece io pensavo più avanti, potremmo fare un'alleanza con questi svedesi. Sarebbero un bellissimo rivale utile contro la Russia che è incredibilmente sviluppata tecnologicamente pur essendo nel gruppo orientale. Elisabetta succede al trono. Vabbè, avranno una regina. E hanno sempre noi come rivali, maledetti. Perché? Cosa abbiamo fatto? Cioè, abbiamo sempre cercato di avere le migliori relazioni possibili con voi, ma... allora, qui ci siamo salvati. Ah, interessantissimo, è tutto pronto qua. Un bel esercito. Davvero un bel esercito. Io direi di aspettare di aver appunto migliorato la condizione del nostro esercito. Cioè la nostra flotta e anche un po' il nostro esercito. E poi io pensavo, abbiamo un casus belli contro costoro perché mi piacerebbe davvero molto dichiarargli guerra. E impossessarmi improvvisamente di tutta questa interessantissima costa che produce cavoli, avorio e oro, ma soprattutto avorio. Cosa potrei farmi di tutta... Vediamo, potrei davvero annettermela di colpo. Sono province molto povere. Potrei annettermene magari metà per cominciare. O anche tutte insieme. Perché se conquistassi tutto questo avorio avrei una reputazione diplomatica migliorata, che è una cosa a cui ambisco molto. Già. Quindi sono molto propenso a prendere questa decisione appena appunto le condizioni saranno propizie e spero che abbiamo un casus belli. Casus belli contro gli Irochi. Vabbè, non è che mi interessi molto la cosa. E questi in che guerra sono? In questa? Sì, non credo che... Ma potrei annettere una provincia in effetti. Ma sì, perché no? Annettiamocela. Qui come va? Meglio portarci un po' avanti, perché questi malefici rivali... Ma siamo stati davvero sfortunati finora con la Curia e anche questa guerra non vuole proprio finire. Vabbè. Ok. Qui immagino intanto che questi maledetti abbiano quasi... Non hanno ancora finito, ma... Mi sa che ad agosto avranno proprio finito. Io spero, ho ancora qualche speranza per questa, ma è davvero improbabile. Vediamo. Davvero improbabile, molto molto improbabile. Ok, abbiamo migliorato al massimo le relazioni Svezia contro Norvegia. Ormai cioè, la Svezia potrebbe unificare la Scandinavia, io penso, se conquistasse la Norvegia. È davvero molto potente, come avete visto. Ha l'obiettivo di controllare l'Estonia. Questo sarà un po' più difficile. Dov'è l'Estonia? È sotto la Russia. Amici svedesi, sarà un po' difficile davvero. Aprile, siamo ad aprile. Cavoli, tra un mese perdiamo uno, però non è grave. Tra un mese potremo prendere le idee nazionali. Crick, non ci interessano le vostre bellissime proposte. Io direi che qua potremmo ancora progredire con la nostra costruzione dell'armata. Allora, questi dove li mandiamo? In Svizzera, giustamente. E il prossimo invece, più che per la Svizzera, sarebbe adeguato per capire se possiamo effettivamente dichiarare guerra. No, non possiamo. Accidenti, accidenti. Perché non possiamo? Dobbiamo scoprire questa maledetta provincia. Ma non possiamo neanche colonizzare subito, come sapete, perché...
A sto punto io direi di togliere un attimo questa. Abbiamo scoperto tutta l'Africa, eh? Siamo davvero dei grandi esploratori, come vedete. Ma purtroppo non possiamo ancora espanderci qua perché non abbiamo un casus belli. Maledizione. Però basterebbe fondare una colonia, come se fosse poco. Abbiamo già 20 miliardi di colonie. Io direi che tra l'altro qua ci converrebbe, sì, attaccare i ribelli. E... proprio un guaio sta cosa, però. Speravo di dichiarare subito guerra, invece non abbiamo casus belli. Allora, vediamo con chi possiamo. La Pomerania. Che cavoli ci fai in una coalizione contro di noi, Pomerania? Dai, fai la brava. Vabbè, miglioriamo un po' le relazioni, sicuro gli passerà questa momentanea hmm, oltraggio nei nostri confronti. Ma Inghilterra è una successione disputata pure tu. 30 anni. Aie. L'Inghilterra, mi piacerebbe controllarla, eh. Però sono anche loro rivali di lunga data. Sarà molto difficile fargli cambiare idea. Soprattutto dato che siamo potenze concorrenti. Già. Però pensate quanti stati importanti sono in questo momento hanno problemi dinastici. Dall'Ansa, che a quanto pare è diventata una monarchia. Eh, vabbè, a 24 anni. Alla Boemia, Bavaria, Genova, Inghilterra, Polotsk e Commonwealth. Parecchi stati, davvero. Se voi usciste dalla coalizione contro di me, e la Genova potrebbe anche uscirci per davvero da sta coalizione. Se riuscissi a farvi uscire, ve ne pentireste subito, però io non me ne pentirei. Allora, vediamo sta fine del mese finalmente. Benissimo. Possiamo concludere, io credo, l'episodio con due eventi molto positivi per noi, cioè la fine di questa stupida guerra e soprattutto con la presa di queste idee nazionali potremo costruire in effetti anche dei nuovi edifici che potrebbero essere interessanti. Ma soprattutto possiamo finalmente prendere le nostre idee offensive. Già, questa è la nostra decisione irrevocabile e avremo più shock per quanto riguarda la capacità dei nostri generali, ma soprattutto più 25% in manodopera nazionale. E grandissimi, siamo grandissimi. E questo ci porta ad avere, anziché 78.000, vediamo se succede qualcosa. No, il limite non cambia, però come vedete invece il guadagno annuo è aumentato di molto. 9.000 all'anno guadagniamo, quindi come vedete ci siamo quasi al tutto ripresi dalla carenza di manodopera. Ci manca ancora un po', a dire il vero, perché dobbiamo anche riempire le nostre fila. Però ce la stiamo cavando davvero bene. Aspettiamo che ritorni anche il nostro diplomatico. Io penso che adesso Caddo, penso che stai perdendo al 100%, carissimo. Qui c'è anche quest'altra guerra. In effetti potremmo bloccare con le navi. Potevo pensarci un bel po' prima. Allora, Caddo, sei solo questa provincia, sei proprio fregato. Allora, qui usiamo il generale. Ragazzi, dobbiamo far fuori questi inglesi. Devono pentirsi amaramente delle loro numerose ribellioni. Volete togliere? Sì. E io volevo anche farvi vedere a sto punto la mappa tecnologica che, come vedete, grazie al nostro superbo governatore Antonio Quirini, ci ha portati davvero ai sommi livelli della tecnologia mondiale.
Siamo davvero, forse addirittura i più sviluppati al mondo, insieme alla Francia, direi, e al Portogallo, e anche all'Austria. Sì, ci siamo all'ANSA e alla Svezia. Cioè, questi stati siamo a pari livello come i più sviluppati al mondo, e incredibilmente anche la Russia ci segue da vicino, è solo un livello inferiore a noi in totale. Mentre siamo superiori a Spagna, Inghilterra e altri simili stati. E soprattutto ormai la differenza con gli ottomani si fa molto sentire, quindi io sono convinto che siamo più che mai pronti per una qualsiasi guerra contro di loro. Dovremmo anche fabbricare qualche bella pretesa. No, non c'è necessità. Io penso potremmo fare questa guerra contro gli algerini. Potremmo davvero ridurli alla distruzione completa. E magari porli sotto il governo marocchino. Potremmo formare un grande stato qui berbero. Sarebbe interessante. Vediamo, arriva il nostro diplomatico. Penso che dovremmo richiamare anche quello dalla Svizzera, perché dobbiamo siglare più paci. Io a sto punto non aspetterò questa, non mi interessa più di tanto. Questi sono ormai distrutti, quindi... Oh mio Dio, quanto costa? Un bel po' di potere diplomatico. È l'unica cosa, però. Cavoli. E annettervi invece quanto costa? Zero. Forse mi conviene annetterli e lasciar perdere questa. Ho questa impressione. Cavoli, abbiamo una reputazione diplomatica eccellente in questo momento, quasi qua. Però lì, appunto, potremmo annettere il Marocco, ma... No, come si chiama la dinastica? No, non è dinastica. Ecco. Non possiamo mentre siamo in guerra e non ci dà. Più che altro io volevo vedere le possibilità di annessione, ma soprattutto sono cose che saranno solo momentanee, perché questa dura per ancora 2 anni e i diplomatici... Dove sono quelle? Si chiama... Ma questa è stata interessante a scoprire. Perché mai abbiamo questo diplomatici esperti? Ma ci dà un bel po' di vantaggi, ma questa sarebbe... Una volta era molto migliore, cavoli. Adesso non dà più niente. Qui prima di una patch c'era davvero un grandissimo beneficio in questo modificatore. Era un po' più difficile, aveva più prerequisiti, serviva anche avere più cioè meno mercantilismo, che era anche la ragione per cui l'avevo tenuto basso, ma adesso ho scoperto che in realtà non serve a niente tenerlo basso perché non c'è più questo modificatore. Vabbè. Invece però non riesco a capire da dove ci deriva questo avere dei diplomatici esperti, perché non è uno dei nostri modificatori. Questo dura ancora 1 anno, però l'abbiamo già fatto, sì, quindi non ci serve più. No, non abbiamo, io non so da dove ci derivi davvero. Sarà stato un evento, ma è strano, gli eventi di solito compaiono qui. Non si sa, insomma. Qui... Cioè, spendere così tanto per sto stupido... No, non voglio spendere così tanto di... Quindi potevamo far pace da 1000 anni, in realtà. Va bene. Meglio così. Non lo annettiamo per il momento, perché ci costerebbe troppo potere diplomatico.
Però ci annettiamo tutta questa bella fetta di Florida. Florida? No, la Florida è qui. Dovrei fare un ripasso di geografia americana, magari per il prossimo episodio. Così condividerò le mie scoperte anche con voi. Qui vediamo Alabama. Va bene. Da queste parti ci deve essere anche New Orleans, penso. Penso. Magari invece no. Vabbè, e quindi annettiamo tutti questi che andranno a far parte automaticamente, immagino, del nostro formidabile stato di Nuova Venezia. Perfetto. E come vedete, quando annettiamo uno stato, il diplomatico torna istantaneamente da noi. Fantastico. Allora, questa guerra è finita e questi qui sono già un po' sviluppati, però tra pochi mesi, cacchierola, per un pelo non ci siamo riusciti. Questi hanno già finito qua, però li attacchiamo subito, se ne pentiranno di aver concluso le loro colonie. Sì, appunto, tra pochi mesi potremo comunque dichiarare guerra, eh. Qui abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Voi non credo che possiamo più far pace? Abbiamo davvero poche pretese. Jedistan Bambuk Linz. Com'è? Non abbiamo tutte le pretese? Scusate, Io ricordavo, esatto, abbiamo le pretese sull'Italia. Perché non me lo dice? Chi lo sa? Sono anche qui molto indeciso sul da farsi, cioè non so se è meglio far vassalli, se è meglio far cosa, ma qui non hanno cambiato idea. Io direi, però per il momento possiamo concludere. Voi servite, ma teniamoli ancora per un po', tanto siamo abbastanza ricchi. Sì, niente di grave. Potremmo anche alzare le tasse di guerra? No, costa potere militare. Allora, quindi nel prossimo episodio cosa faremo? Dichiareremo con ogni probabilità guerra alla Spagna, sì, o al Portogallo, forse è più sensato. Insomma, uno dei due, questa è la cosa chiara. E per impossessarci di questa colonia inglese e anche di quelle portoghesi, forse tutto sommato non è stato un male che finissero di colonizzarle. Sì, è vero, i nostri stati coloniali dovranno sprecare energie per cambiare la loro cultura, ma per fortuna non hanno una religione diversa e soprattutto non dovremo spendere un sacco di soldi per sviluppare queste colonie. Quindi potrebbe anche portarci fortuna la cosa. E beh, probabilmente appunto non tra molto tempo vorremmo anche fare una colonia qua, però cavoli tropicale non mi piace la cosa. E d'altronde però dove? Possiamo farla solo qua. Qui vedo che questo territorio è ancora di questi Kilwa, e quindi qui io direi di mandare una bella colonia. Magari potremmo già posizionare il nostro esercito nella zona. Farci questa colonia ci costerebbe troppo, però dovremmo aspettare un po' per farla, io penso, perché spendere 20 ducati al mese per una... no, non è consigliato. Quindi purtroppo dovremmo attendere un attimo, ma quando appunto ne avremo la possibilità faremo quella colonia e poi ci impossesseremo di tutta la costa dell'Africa orientale per avere il dominio assoluto dei traffici d'avorio. Dovremmo anche prenderci questa costa. Insomma, dovremmo fare come al solito un sacco di cose, ma ci vorrà tempo. E intanto magari usiamo sto diplomatico. A chi potremmo mandarlo? Ma questi non sono ancora in coalizione contro di noi. Potremmo appunto migliorare ancora un po' con la Svezia o con l'Inghilterra o con la Russia. Insomma, con un po' di gente possiamo migliorare le relazioni. Facciamo con la Russia, dai, perché vorrei davvero trovare un'intesa con i russi, ma
non è ancora possibile. Va bene, penso che questo episodio vi sia piaciuto, è anche durato un po' più del normale. E, e allora alla prossima. Vedo che dai, è stato un episodio positivo, ci siamo presi un bel po' di province, purtroppo abbiamo perso un po' di stabilità, ma avremo modo di riprenderci. E al più presto io spero anche di prendere quella maledetta decisione che rincorriamo da secoli, cioè do- la prossima volta vi dico la traduzione, non, sceglierò una buona traduzione. Va bene, alla prossima.